pezza Buddha. Bella ragazzi, eccoci tornati di nuovo qui. Sto cuocendo l'ultimo pezzetto di sabbia. Ah no, ne ho ancora tanta. Allora la mettiamo, va. Aspetta, ecco qua. Sto facendo vetro, poi vi spiegherò perché. Perché a me piace il vetro. Dunque, devo battere tutto questo pezzo. Come abbiamo detto nell'ultima puntata, dobbiamo abbattere tutti questi muri. Io di altezza direi che può anche andare bene. Quindi abbattiamo soltanto i muri laterali. Lo so che vi ho chiesto nella scorsa puntata se volete vedere i pezzi in cui registro, cioè in cui costruisco registrati, oppure se volete che questi li taglio o li salto o li velocizzo. Però ragazzi, ho registrato tutto cioè, di seguito, quindi per ora li vedrete ancora così. Poi una volta che leggerò i commenti, dopo che queste puntate saranno tutte pubblicate, allora accetterò i consigli. Scusatemi se registro più pezzi contemporaneamente, ma per me è molto più funzionale, diciamo, più conveniente. Tanto volano queste robe qua. Ok, adesso possiamo fare... Ok, 1, 2, 3. Beh, ho già filato. Allora, ecco qui. Porca! Ma che sfigaccia. Tum. Vabbè, io direi che per ora possiamo anche farlo da giù, così non evitiamo fail. Che Cristo. Porcaccia la miseria. Anzi, prima bella così. Prendiamo il legno. Anzi, per risparmiare il legno faccio come sono abituato io. Mi tengo gli angoli così, che mi piace molto. Oltre a essere più conveniente per quanto riguarda le risorse. Vieni qua. Mamma mia, devo fare tutto il giro qua. Vieni. Bella così. Così risparmio l'innazza. Ok, possiamo continuare. Ci saliamo da qua. Vedi mare quanto è bello. Fatemi sapere se vi piacciono Aldo, Giovanni e Giacomo, non so, così, boh, perché sono tra i miei attori preferiti, i miei comici preferiti soprattutto. Poi me l'ha ricordato questa canzoncina che era tipica di sketch di Aldo. Legno a me. Legno, vieni a me. Porca! Uff. Vieni qua. Ok. Adesso. Oh, olè. Così, così. Poi siccome... Olè. Così. Perfetto. Tanto continuano ad arrivarmi messaggi al cellulare. Abbiamo finito la legna. Quindi adesso dobbiamo andare a fare legna, ragazzi. Andiamo a fare legna. Facciamo un pezzo ancora. Andiamo a fare legna qua vicino. Tra l'altro se diventa notte siamo nella merda perché... Eccoli dietro. Abbiamo la foresta. Prendiamo l'accetta. Mi piace molto questa mappa come è stata come è stata realizzata, come è uscita a random. Veramente non è brutta. Anche se, cioè, mi faccio sempre la casa nei posti più sperdi. Cioè, voi pensate, non so, quando andate magari in vacanza, no? E fate chilometri e chilometri in macchina. Ecco, praticamente ogni tanto vedete le case in mezzo ai campi abbandonate. Pensate, mio Dio, che palle che deve essere vivere là. Ecco, le mie case di Minecraft sono sempre quelle. Poi tra l'altro nei viaggi così in macchina, cioè io guardo sempre, non so, il cielo, no? Mi ascolto la mia bella musica, mi guardo il cielo e guardo sempre, cioè nella mia visuale compaiono quelli che sono i... Avete presente le antenne della luce, le antenne dell'elettricità, quelle storie là? Vi è mai capitato di pensare che quelle specie di fili che ci sono hanno quelle palline bianche e rosse, sembrano delle sfere poche? Non so se ce l'avete in tutta Italia, però in Sardegna, soprattutto nella zona tra Cagliari e Oristano, cioè, che sono più o meno da sud Sardegna a centro Sardegna, ci sono ste robe qua che sembrano veramente goda che c'è molle. Ok, andiamo. Vediamo se da qua riusciamo ad arrivare a tutti i pezzi. Bella, perché odio lasciare gli alberi incompleti, ragazzi. Forse, non so se la legna può bastarci.
Penso di no. Infatti ne prendiamo ancora un pochettino. Guardate. No, che cazzo faccio? Guardate questa magia, Olè. Così posso prendere tutta la legna senza dover stare lì a farmi le scalette. Dov'è il sole? Sta tramontando. Ah, tra l'altro mi sono dimenticato di mettere la mod dove si muovono le foglie degli alberi, eccetera. Poi non so se per la 3.1 è uscita ancora. Quindi, olè. Quindi non l'ho ancora messa. Però, piano piano, man mano che andiamo avanti con queste serie su Minecraft, eccetera, eccetera, faremo il meglio. Cercheremo di applicare tutte le cose possibili e immaginabili. Ok, andiamo. Possiamo tornare a casupola. Tanto 52 di legno dovrebbero bastarci. Corri. La luna. Porcaccia. Li salta tutti e due. No. Serve le pozioni per fare quelle cose là. Ok, così ci finiamo adesso di costruire la casa. Finiamo i muri e poi il pavimento. Vabbè, questi li buttiamo qua in terra, poi li prendiamo dopo. Finiamo il muro. Vuole. Sono proprio un muratore di quelli più esperti. Tutte le strategie per costruire. Olè. 1, 2 e olè. Cazzo lì. Però, ecco qua. Così. Sono tutta l'ora che faccio olè, ecco qua, così. Non sto dicendo un cazzo. No, vabbè. Comunque questa texture pack mi piace veramente tanto. Posso te averlo detto già tipo 6000 volte. Ma... ah no, vabbè. Stavo dicendo, ma non è un po' troppo alto, però... dai, cazzo, togliti. Sto dicendo, ma non è un po' troppo alto. Però alla fine, pensandoci, ho semplicemente... cioè, è così alto perché adesso devo fare il pavimento in legno. Proprio alla dimora Giappo. Mi piace il giapponese da mangiare, dico. Il sushi, il sashimi, nigiri e queste cose qua. Il ramen. Fatemelo sapere con un commento se vi piace il mangiare giapponese. A me mi fa impazzire, come anche il cinese. Non so, ci sono persone che hanno paura di mangiarlo perché pensano che ti danno gatti da mangiare e cose del genere, ma... cioè ragazzi, se loro lì nel loro mondo si mangiano queste cose, cioè... non significa che ristoranti in Italia, che sono appunto ristoranti italiani, ma con cucina orientale, non significa che debbano... aspetta, però qua potrebbe uscire asimmetrico. Però intanto facciamo qua. Lo facciamo simmetrico. Non significa che qui in Italia i nostri ristoranti debbano... cioè praticamente in Italia i ristoranti cinesi per la maggiore sono ristoranti di gestione italiana, ma con... no! Ho appena sprecato un pezzo di vetro, puttana santa. Così funzionava, sì. Ne facciamo un pochettino. Buttiamo via la cordicella, che tanto non ci dobbiamo impiccare. Ce lo mettiamo. Butta. Così. E così. Invece da questa parte è quella croce. Oddio. È un segno del diavolo. È un segno del destino, ragazzi, questa croce. Che cazzo è? Perché fa a croce così? La porta non è disegnata a croce. Qui è qualcuno che ci sta dando un segno, ragazzi. Qui facciamo 3. 3 così. 1. No, facciamo 4. Scusate i miei calcoli, ma non voglio rischiare di... che poi si poteva fare anche 1 e basta. No, vabbè, ma facciamo 3. La facciata si deve vedere bene nel caso arrivino gli zombie. Ho scaricato anche una adventure map di Minecraft, però non la faccio ancora. La riserverò per progetti futuri. Allora, anche dietro vorrei fare qualcosa. Innanzitutto però facciamo... voglio fare un pilastro che regge dentro casa, così. Bella. Poi sistemiamo tutto, ragazzi, non preoccupatevi. Adesso facciamo qui dietro le finestre. Anzi, ne facciamo una unica al centro.
Che così è un po' più realistico. Così. Bella. Ok, buona così. Vi sta piacendo? Vediamo da fuori. Da fuori sembra... Ah, beh, certo, mi sono dimenticato di fare tutta la... Qui devo mettere la terra. Devo fare... Cioè, non la voglio tenere così sospesa per aria. La porta! Ciao. Mi sono spaventato. No! Minchia, sprecare i pezzi di vetro. C'è già uno zombie là in lontananza. Questo perché l'ho fatto? Perché poi io qua faccio un buco e faccio il secondo piano. Ovviamente. Adesso qui, vediamo un po'. Facciamo una cosa. Dovevo fare una cosa ma mi sono dimenticato. Fatemi pensare poco a poco. Perché mi dimentico delle cose? Ah sì, piazzare il letto per ora. Dormiamo. Così arriva giorno e non dobbiamo scassarci le boas. Sì, lo so, può essere palloso se costruisco, ma ragazzi a me piace troppo costruire. Ok, abbiamo messo il letto. Dobbiamo mettere le casse. Ah, le torce. Altrimenti non si vede una bella pizza. Vedo uno zombie che brucia fuori. Una. Due. Tre. E Bator. Bator serve 4 in vari punti della Sardegna. Questi li possiamo... Ma questo arboscello, ma... Ecco il piccone che sta per morire anche lui. Infatti mi devo fare di nuovo... Ah, ecco cosa devo fare, me ne sono ricordato ora. Tutta sta roba li mettiamo qui per ora. Anzi, fatemi pensare. Qui voglio farci il tavolino con il... Facciamo così, lo mettiamo qua, i forni e il tavolo da lavoro. Qui. Mettiamo un tavolo qua e i due forni accanto. Via, via. Via, dammi il forno. Dammi il forno. Bella, bella così. No. Olè, voglio l'altro forno. Saltiamo la work. No, non ce l'ho fatta. Ecco il forno. Bella. Così. Questa invece la metteremo al piano di sopra. Adesso stavo pensando di farmi l'armatura in ferro. Dato che ne ho un pochettino. Dovrebbe farsi così i piedi. Tu vai via. Poi, guardate quanto sono incasinato per ora, eh. Poi l'elmo. Bella. Vai via. Poi la maglia. Che cazzo mi manca? I pantaloni? Che erano 1, 2, 3. E non mi bastano manco per cagare. Ah no, ce ne ho altri. 1, 2, 3. No, me ne manca uno. Uno. Che cazzarola. Vabbè, andiamo a prendercelo poi. Adesso, liberiamoci un po'. Vedi. L'armatura è una figata in questa texture pack. E le altre cose dove cazzo sono? Ah. Non voi. Non tu. Oh. Bella così. Guardate che bellina. Vediamo un po'. Olè. Sei una figata, fratello. Lasciatelo dire. Ok, adesso possiamo anche prendere queste cose. Facciamo un baule provvisorio. Così sistemiamo tutte le merdate. E iniziamo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Questa non è una merdata, però la usiamo dopo. 11. No! Vabbè, anche tu. 12. Questo che non è inutilizzato per ora. Prendiamo tutte le robe. Beh ragazzi, bisogna sistemarle le cose, cioè altrimenti rimangono in merda. E facciamo cuocere anche quel pollo. Cuoci. C'ho un po' di mal di testa, scusatemi se lo dico ogni tanto nei video, ma non è colpa mia. Poi qui adesso facciamo un po'. Mi dà fastidio che sia su quel livello la casa.
qui sono 3. 1, 2, 3. Vabbè, 4, 5. E siamo a posto. Ok. Non mi sta piacendo moltissimo perché è veramente un po' tozza. L'avrei voluta un po' più quadratuccia. Però dai, va bene. Poi magari la sviluppiamo meglio in altezza, non so. A voi che cosa ve ne pare? Fatemelo sapere, a parte quella cosa sopra che adesso la dobbiamo distruggere. Da quanto stiamo registrando? Non lo so, però dai, facciamo altri 2 minuti. Altri 2 minuti il pollo cotto, sì. A puntino. Costruiamo. Prendiamo i... Questi li rendiamo tutti stick. Così ci costruiamo i nuovi accessori. E per costruire i nuovi accessori dobbiamo andare a fare... Ma io direi... Ah, ok. Nell'entrata della caverna mi metto la work merd. Direi qua. Così adesso questo mi si rompe subito, guarda. Dopo 3 menchiate, eccolo là. Così lo possiamo subito costruire. Olè. Perfetto. Andiamo a vedere se troviamo qualcosina. Innanzitutto questi rumori non vanno bene. Prima eravamo arrivati fino qua. A me veniva voglia di spingermi. Non è molto bello da dire. Mi veniva voglia di spingermi. Oh my god. Vediamo cosa c'è qua. Cazzo? No, non penso. Infatti. No, cazzo, l'Enderman. Se mi becca quello mi fa il culo. Puttana. Non guardarlo. Ho sentito un... No, no, c'è l'Enderman troppo vicino. Mi servono le zucche. Cazzo, sono 2, ma sei fuori di melone. Mica, ragazzi, c'ho tipo la FIFA dentro. Guardali. Mica quanto mi attirano. Cioè, non so se avete mai sentito. Adesso non mi ricordo di chi era quella favola. Forse di Apuleio. Quella favola dove praticamente favola poi. Quella specie di racconto dove c'era l'amata che praticamente era costretta a vedere l'amore, il fidanzato solo di notte. E vedendo il fidanzato solo di notte, cioè non poteva guardarlo in faccia, era quello la sua punizione. Non mi ricordo che poi questa cosa era legata anche a qualche mitologia, adesso non mi viene in mente. Porca miseria. Oddio. Porca miseria la mia ignoranza. Comunque qua c'è del ferro, per fortuna, così ci scompletiamo l'armatura. Porca miseria la mia ignoranza che non mi ricordo perché cosa era quella. Vabbè, comunque e praticamente lei non poteva guardarlo in faccia. Non potendolo guardare in faccia, cioè, così lui doveva vedere la sua fedeltà in base a questo tipo di impedimento. Cioè, se lei davvero lo amava, doveva sottostare a questo tipo di, tra virgolette, contratto. No, tu non lo vedi in faccia, se lo ami, e ci stai comunque. E però devi resistere a questa cosa, in poche parole. Ragazzi, resistere a questo tipo di tentazioni quando te le mettono è un cazzo di casino. Cioè voi pensate, se vi dicono di non guardare una cosa, cioè voi la guardate. Lo stesso è per gli Enderman. Non guardare là. Tutti la guardano. Beh. Venite qua. Quando sei brutto, anche gli zombie tamari ci sono in questa cosa. Muori. Perfetto. Quindi c'è quella favola di Apuleio dove praticamente è obbligata a non guardare. Ferro. Cazzo, però adesso non mi viene in mente. Cioè, mi ricordo che quella favola è sua, no? Però non mi viene in mente perché cos'altro era stata applicata. Forse una poesia, non me lo ricordo adesso. Qui che cazzo c'era? Qua è dove c'erano gli Enderman, sì. Laggiù. Guardate come li cerco, c'è proprio la tentazione. Vabbè, alla fine guardare gli Enderman
abbastanza pericoloso. Meglio resistere alla tentazione. Almeno non devo ricominciare un'altra serie che mi darebbe tipo un po' proprio sui nervi. Non si vede una pizza qui. Quindi mettiamo subito una bella puff. Torcia. Cristo Dio. Vai via. Ho visto anche un Enderman là, mi sa. Eccolo là. 2. Minchia, mi danno fastidio anche i versi. Cioè, io ve l'ho detto che... Puttana. Il gioco che mi fa più paura è Minecraft, Cristo santo. Non mi fa paura Dead Space, ma mi fa paura... Cazzo, andiamo via. No, basta, mi sta venendo l'ansia per colpa dei rumori che fanno quei cosi. Sentite i rumori che faccio, mi ricordano... Puttana, ragazzi, guardate quante... Ma mi sta seguendo. Oddio! Grandi. Guardate cosa abbiamo trovato. Oro, minca. Oro, creeper, ferro a livelli improponibili e lava. Qui troviamo subito i diamanti. Mamma mia, le palpitazioni. Cazzo, io c'ho fame. Mangiamo. A posto. Prendiamo questo ferro e ce ne voliamo, ragazzi, via. Ma proprio correndo, perché io ho il terrore degli Enderman. Sentite cazzo diversi che fanno. Porca puttana. Zitti. Che poi non ti guardano, cioè non ti attaccano se non li guardi. Ma io per guardarmi intorno magari e sentire se ci sono, magari li guardo negli occhi e mi fanno il culo. Qua, sentite il casino. Mi danno veramente fastidio quei rumori. Porca miseria. Cioè sono troppo fighi, cazzo. Sì, questo è un casino. Prenderlo, poi magari mi faccio la piattaforma. Guardiamo in basso, cerchiamo di non guardare gli Enderman negli occhi. Eccolo, fa un culo. Era in basso lui. Merda. Guarda in alto adesso. Adesso riguarda in basso che minimo c'è l'altro. Vai via veloce adesso. Corri. Miseriaccia, ladra. Ragazzi, qui, cioè, io mi spavento più per questo gioco che per giochi horror. Figuratevi. Cioè, gli Enderman veramente sono qualcosa di, non so. Boh. A parte che se mi hanno spostato cubi della casa li vado a devastare. Guardate come sto correndo veloce per andare via dagli Enderman. Tra l'altro mi servirebbe una shovel per togliere quelle cose là. Infatti adesso la facciamo subito. Perché la chiamo shovel? Non chiedetemelo. Facciamo subito la bella pala. Perché mi dà fastidio quella ghiaietta là. Ecco qua. Questa ghiaietta che ci confonde. Che poi è un segno di riconoscimento per intendere che questa sia la fine. È l'uscita. Però vabbè. È fastidiosa. Almeno possiamo passarci tranquilli. Beh ragazzi, io direi che qui io vado a dormire. Nel mentre che vado vi saluto, stando attento a eventuali monsters danger. Magari c'è uno dentro casa perché l'ho lasciato aperto da grande intelligentone. Metto a cuocere il ferro, ovviamente. Quindi qui la puntata, ragazzi, è finita. Grazie dell'attenzione, grazie a tutti quanti, dei mi piace, dei commenti, eccetera eccetera. Ci sentiamo alla prossima. Bella.